Campo Marzio era la storica stazione che garantiva gli antichi collegamenti ferroviari fra Trieste e Vienna. Fra passato e futuro, nel giro di circa 3 anni, è destinato a diventare un museo ferroviario moderno, dove la raccolta di reperti e testimonianze si sposa con la praticità di rilancio di un intero territorio. L'aspettativa è quello che diventi un centro culturale della città di prima importanza, che venga ad essere l'espressione certamente della cultura tradizionale ferroviaria, ma possa anche essere una casa per avere tanti altri tipi di iniziative e di manifestazioni, come stiamo facendo. L'altra sera guardavo in televisione, il Museo di Napoli è diventato un luogo dei più importanti per gli sposalizi in Italia, ricercato anche in Giappone. Non so se Trieste può fare una cosa simile, ma è un'iniziativa per dire quanto può essere diverso e poliedrica il tipo di attività che qui viene svolta. I cantieri si chiuderanno nel 2022 dopo che saranno stati spesi 18 milioni e mezzo di euro. Riqualificazione divisa in 3 fasi. Nelle prime 2 saranno restaurati le aree prospicienti all'ingresso e riqualificati gli spazi interni. Nella terza nascerà una terrazza prospiciente al golfo e un hotel a tema ferroviario, il primo in Italia, che porterà Trieste ad avere qualcosa di unico anche rispetto al Museo Ferroviario di Pietrarsa nei pressi di Napoli, che manteneva finora il primato. Questo è il turismo del futuro, il turismo esperienziale che prende base dalla grande storia delle ferrovie dello Stato a Trieste. In questo luogo meraviglioso sorgerà un museo interattivo, partiranno e arriveranno crociere con treni a vapore d'epoca, sia per il Friuli che per l'estero. Penso solo all'itinerario del lago di Bled, e ci sarà il primo hotel a tema ferroviario italiano. Anche non potendoci viaggiare, chi per tempo, chi per budget, chi perché è troppo giovane, sul mitico Orient Express, immaginiamo di fare stanze, sale arredate come un treno d'epoca.